quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva. Oggi vis polemica all'interno della nostra trasmissione, perché parliamo di queste uscite proditorie di tre grandi vecchi, fra virgolette, Benigni, Guccini e Vecchioni, ultrasettantenni e rasentanti, nel caso di Guccini quasi 90 anni. Lo si dice in senso buono, nel senso che la saggezza dovrebbe migliorare generalmente, lo è stato finora abbastanza per tutti e tre, adesso c'è qualcosa che lascia qualche dubbio, ma naturalmente l'autorevolezza dei personaggi ci induce a una prudenza valutando altre uscite successive. Certo, nell'ultima settimana Roberto Benigni, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni l'hanno sparata un po' grossa, vedremo in che maniera, però anche, e questo mi induce anche a un orgoglio relativo ovviamente, non sono un politico, l'ho sempre detto, però sono un pensatore, nel bene e nel male, un po' di carotene contro ventotene, non per fare rima, ma perché il leghismo, secondo me, il pensiero leghista ha qualcosa da dire, che non è esattamente quello che ha detto il Presidente del Consiglio, ma che sicuramente va a complementare quanto detto nei confronti di questo famosissimo manifesto, il cui nome, lo ricordo, Ventotene, è ironico, suona ironico, no? Nel senso che Ventotene è l'isola che tiene il vento, è disposta cioè in maniera tale da riuscire a riparare la costa baciata la mattina dal sole e riparata dai venti. Però un rifugiarsi eccessivo da parte delle intelligenze di sinistra in questa baia di Ventotene produce molti danni. Non si vuole guardare al di là della montagna, al di là dell'isola e quindi guardare in faccia la realtà. Ma c'è anche da parlare dell'ultimo Caravaggio, stiamo vedendo la scaletta, l'ultimo Caravaggio è quello esposto a Milano, alle Gallerie d'Italia, in particolare il Martirio di Sant'Orsola, che è davvero un capolavoro. Saranno presenti le opere fino al 6 luglio, prossimo 21. Ancora il concorso del Corriere della Sera in nome di Alda Merini, un concorso poetico molto suggestivo che permetterà ai novelli poeti di riuscire a esprimersi, diciamo, sulla scia dell'aura, cioè dell'aria d'oro della Merini, della grande Merini, in modo tale da magari creare delle novità, visto che la poesia in Italia langue. E ancora, come da copertina del promo, come da il mago, cioè immagine del promo, Joël Dicker, un trionfo. È venuto a Milano, fila interminabile di giovani ad acquistare firmacopia il suo libro, ultimo libro di cui appunto parleremo. Prima però per l'obituario appunto abbiamo detto Lucio Villeri e Maria Grazia Spina. Due personaggi interessanti per due motivi diversi. Lucio Villeri è stato un grandissimo storico, poco importa che qualcuno lo collocasse all'interno di un orientamento politico, ma insomma quando si è bravi, quando si lavora bene, è inutile ridurre le persone a schieramenti che non renderebbero il valore. Innanzitutto i libri scolastici, la società nella storia. Qual è stato il grande dono di Lucio Villeri? Figlio di cotanto padre, perché era figlio di Rosario Villeri. In questo caso non parlerei di nepotismo, no? Così da essere maliziosi, ma davvero di talento innato. Allora il nostro Lucio, morto qualche giorno fa appunto, era riuscito a imporsi soprattutto nelle scuole superiori con la società nella storia. Lui voleva dimostrare che
La storia non la fanno i grandi, che la fa Napoleone anziché Giulio Cesare. La storia è fatta dalla società, quindi forte collegamento con la sociologia, forte collegamento con i movimenti sociali, nel senso anche politici, ma soprattutto con l'economia e la struttura territoriale. Quindi una capacità da parte di Lucio Villari di sfruttare al meglio anche quella vena chiamata geostoria, che a noi è tanto cara, tanto da aver firmato il nostro libro, diciamo edizioni Mursia, Geostoria della civiltà lombarda. Villari si occupò di tutta la storia europea e quindi la società della storia, ma anche il suo capolavoro assoluto rimane la Rivoluzione francese. Ha ricevuto tantissime edizioni. La Rivoluzione francese non è facile da spiegare, non è questione soltanto di scontro fra classi, non è questione soltanto di nouvelle vague borghese, è qualcosa di più profondo e complesso che una mente così strutturata e profonda come quella di Lucio Villari ha saputo tratteggiare esemplarmente la Rivoluzione francese. Quindi la morte di Villari pone fine anche così a una famiglia, pare, poi non so, vedremo se ci sarà qualche successore, ma al di là di tutto ho trovato in Villari una di quelle menti meridionali del sud Italia molto perspicaci, capace proprio di aderire, come lo era Croce, Benedetto Croce, come sono stati tantissimi filosofi calabresi e siciliani, di aderire alla materia quasi in maniera fluida e fluidificante, si direbbe in termini un po' sportivi. Ma certo Lucio ha lasciato, cioè quelli che i suoi doni migliori sono appunto la società della storia come insegnamento del liceo. Noi abbiamo a partire da quel libro la possibilità di riuscire a far capire ai nostri ragazzi che hanno 14, 15, 16, 17, 18, 19 anni come e perché si svilupparono certe situazioni, certe condizioni, a partire dalla pace di Westfalia. Soprattutto lui era magister assoluto, Lucio, per quello che riguarda gli anni che vanno dal 1600 al 1800, è vero, quindi rivoluzione francese compresa, e quindi con capacità assolute di spiegare quello che è proprio il discorso di come è cambiata la società. Non è facile, sembra una bazzecola, no, ci vuole una capacità di vedere trasversalmente le cose, di aderire alla materia, di coniugare delle conoscenze economiche abbastanza complesse, ecco, con delle capacità di capire il meccanismo causa-effetto di tutti i fenomeni storici più visibili e apparentemente superficiali. La seconda defunta, passata a miglior vita, è Maria Grazia Spina. Maria Grazia Spina è stata un'attrice di origine veneziana che sicuramente ha deliziato gli spettatori in quelli che erano gli sceneggiati d'oro, dei tempi d'oro della televisione. Parliamo degli sceneggiati tratti dai grandi libri degli anni 60, 70, 80. Una caratteristica che era proprio tipica di Maria Grazia Spina era quel viso dolce, tendenzialmente rotondo, punteggiato da un neo, che la faceva anche brillare all'interno di commedie brillanti, è un gioco di parole, come quelle goldoniane, ma anche e soprattutto come protagonista di una scenografia dove appunto l'elemento commedia, che talvolta si traduce anche in tragedia, perché alcuni sceneggiati ha svolto anche ruoli tragici, ma che è in grado di colpire proprio per la dimensione estetica, senza essere, perché non lo era, una donna bellissima e esuberante dal punto di vista del fascino. Ma questo costituiva probabilmente la sua forza, e in un certo senso questo gusto un po' retro settecentesco che la faceva distinguere da tutte le altre attrici
la rendeva quasi magica in un certo senso, no? Certo, noi stiamo parlando di personaggi che i giovani non conoscono, perché soltanto chi come me appunto ha superato i 60 e oltre, perché è in grado di ricordare queste donne, questi uomini che avevano fatto anche la televisione, perché il venerdì era la serata del teatro, per esempio, ma poi anche gli sceneggiati che andavano poi in varia, il boom è stato soprattutto fra metà 60 e metà 70, poi dopo c'è stata una progressiva crisi legata anche alla crisi complessiva del cinema italiano e al fatto che avanzassero, diciamo, a poco le telenovelas e le soap opera, che erano cosa diversa da quella degli sceneggiati tratti dai libri o riduzioni a sfondo giallo dei vari autori e dei vari registi. Quindi un saluto a questa donna, Maria Grazia Spina, che ci ha lasciato con la sua esuberanza e la sua dolcezza al tempo stesso. Allora veniamo alla durissimo attacco, secondo me, ma per l'ora una difesa dei valori, presunti valori europei, sia riguardo alla questione del riarmo, sia riguardo alla questione della cultura e per correlazione alla dimensione politica e metapolitica del manifesto di Venzottini. Penso che sia ammissibile parlarne in questa trasmissione perché sicuramente le radici storiche che andiamo a recuperare attraverso le parole forti di questi tre soggetti meritano appunto una riflessione circostanziata per tutti quelli che sono interessati alla dimensione culturale della società e della politica. Abbiamo visto prima Vecchioni, qual è il discorso di Roberto Vecchioni che è stato formulato all'interno della manifestazione, si dice, di piazza dell'altro sabato, ma poi ha avuto una vasta eco durante tutta la settimana. Tanto chiedo alla regista, si sente sempre bene? Pronto Sveva? Pronto? Vabbè, sì, spero che si senta sempre bene. Vabbè, allora, in pratica Vecchioni ci dice: ma guardate che noi europei siamo portatori. Sì, no, chiedevo se era buona l'audio, se era buono l'audio, perché non Sì, avendo poi scusami. risposto. Sì, assolutamente, perfetto. Perfetto, allora io vado avanti, stiamo esaminando le uscite, le provocazioni dei tre presunti grandi, appunto Vecchioni, Guccini e Benigni, attori, cantanti, cantautori, guitti e quant'altro, che hanno davvero scosso l'opinione pubblica in questi ultimi giorni in un senso o nell'altro. Roberto Vecchioni mi dice: ma noi dobbiamo essere europei fino in fondo, quindi accettare anche un meccanismo di difesa armata, perché stiamo difendendo non tanto e soltanto dei territori o delle nazionalità, ma soprattutto delle culture, perché dice Vecchioni, chi ha avuto nel mondo, chi ce l'ha avuto un Cervantes, uno Shakespeare, un Dante Alighieri, ecco, un Kant, chi ha avuto nel mondo questa realtà? Disarmante colui che parla di armarsi rispetto a questi valori da difendere. Allora, molti hanno notato che Vecchioni è entrato in contraddizione con altre affermazioni, assiomi, interviste rilasciate in passato, che, diciamo, in sintonia con il pensiero di impronta marxiana e post-marxiana, sosteneva appunto che non solo tutti gli uomini sono uguali, ma che tutte le culture sono portatrici di valori. Adesso, per difendere l'Europa, per difendere a tutti i costi quello che costi, a difendere l'Europa rispetto a presunti sovranismi nazionali
o soprattutto, a quanto pare, perché questo è il refrain, rispetto alla Russia o ad altre minacce esterne, lui tira fuori una superiorità di questi personaggi nostri che vengono osannati in quanto avrebbero parlato, cantato, tratteggiato dei valori superiori, più profondi che nel resto del mondo. È disarmante la faccenda perché non solo va in contraddizione con l'intero pensiero di sinistra, ma addirittura si pone sull'onda di una sorta di sovranismo eurocentrico, quindi antisovranismo nazionale ma sovranismo eurocentrico, che dovrebbe in qualche modo rieducare il mondo, no? Io rieduco il mondo perché sono in grado, sulla base di quanto i miei grandissimi geni hanno scritto e detto, di far capire delle cose che le altre persone non capiscono. Attenzione, qui soccorre già un primo allarme in senso autenticamente federalista e leghista, che va chiarito una volta per tutte e ritornerà poi sotto traccia anche per Ventotene. Il vero federalismo, il vero leghismo è quello che considera tutti i popoli del mondo possessori di una cultura e di una dignità tale da non doversi sottomettere a nessun'altra cultura. Quindi una tradizione, una cultura, un'espressione filosofica, artistica, letteraria per ogni parte del mondo e dell'universo, tale appunto né da mostrare muscoli di superiorità rispetto al resto, né da dover subire educazioni, soverchierie, atti di superiorità da parte di altri mondi. Questo è il senso più ultimo del leghismo, questo è il senso più ultimo del federalismo. E quindi eccolo scivolare maldestramente Roberto Vecchioni. Ecco, scivolare maldestramente, al di là ovviamente delle sue note qualità musicali che nessuno sta a discutere, proprio perché adesso ci si erge appunto a veri saputoni, no? Perché evidentemente, cioè, che cosa possiamo pensare? Abbiamo il diritto di pensare che c'è una forma di razzismo. Sì, il razzismo di Roberto Vecchioni, che considera il fondo, il plafond etnoculturale europeo superiore a tutto il resto del mondo. Ah, signori Dio, se io non avessi parlato per tanti anni da queste onde del pensée sauvage, del mitico pensée sauvage scoperto in Africa, in America del Sud, in Asia, che è altrettanto dignitoso, forte e grande del nostro pensiero, e ha ragione e diritto di prosperare sempre accanto alle proprie radici, senza forme deteriori di emigrazione o di immigrazione, chiamiamola come vogliamo, proprio per il rispetto, per l'amore che noi nutriamo nei confronti di tutti i popoli del mondo. Evidentemente per uno dei guru della tradizione di sinistra questo non è così, perché c'è insito in questo discorso tenuto in piedi a Roma, c'è insito proprio questa voglia di dimostrare che noi ci dobbiamo permettere la difesa a tutti i costi, è vero, anche col sangue, perché così dimostriamo di essere superiori a tutti gli altri. Cosa c'è di più lontano dal nostro pensiero? Cosa c'è di più blasfemo nei confronti della libertà? Roberto Benigni, nella sua trasmissione l'altra sera per la RAI,
si diffonde in una sorta di panegirico dell'Unione Europea, sostenendo letteralmente che si tratta della più grande istituzione degli ultimi 5.000 anni. Questa è una sfida assurda da parte di quello stesso Benigni che nel 2011, 14 anni fa, a Sanremo era entrato su un cavallo per proclamare la forza del tricolore. Questo per dare una lezione al mondo non solo leghista, ma anche insomma di una certa parte di destra che valutava quanto il ruolo delle libertà comunali, municipali, regionali di vario genere associativo fosse importante rispetto alla dimensione statalista. Quindi lo statalista Benigni adesso diventa europeista in forma ossessiva, e mi spiace dover qui riportare il parere di un personaggio che anima il mondo dei social. Voglio dire, è un personaggio appunto che magari non avrà la fama di intellettuale, ma sicuramente ha detto una cosa giusta. Efebal ha detto che quando c'è da difendere a tutti i costi un ordine, diciamo così, una novità dal punto di vista legislativo, a maggior ragione se arriva dall'Europa, in questo caso il riarmo, allora viene tirato in ballo Benigni, perché soltanto Benigni diventa il salvatore di un certo modo, una certa ideologia, un certo modo di vedere le cose, che riesce con la sua verve a convincere anche le persone che magari non sono esattamente d'accordo. Veramente siamo indignati, no, perché conosciamo Benigni lo conosciamo. Benigni è un comico di basso livello, me lo posso permettere, è Radio Libertà questa, non è un'offesa alla persona. La comicità di Benigni ha un livello bassissimo di funzione creativa. E lui diventa un politico in questa maniera, e lui appunto diventa il maggiore difensore dell'istituzione europea a fronte dei fallimenti evidenti che ci sono stati negli ultimi anni, in una maniera sfrontata, in una maniera quasi invasata come modo di fare e modo di essere, no? E quindi la risposta anche in questo caso non è l'Europa che vogliamo, ma non solo non è l'Europa che vogliamo, ma pensiamo che appunto l'accanirsi a favore dell'Europa dopo quello che è successo ultimamente anche in relazione alle scelte militari sia una forma di Karakiri, una forma di sottile masochismo a cui invita lo stesso Benigni. E poi ancora Francesco Guccini, anche lui seppur con un tono più dimesto, ha parlato a favore dell'Europa. Io non sto a dire e a ripetere le cose che avete già sentito da altre trasmissioni in questa radio, l'incoerenza assoluta del pensiero di sinistra, l'incapacità di cogliere le vere esigenze popolari. Dico semplicemente tutta questa vecchia guardia, perché stiamo parlando di persone âgée, a cominciare da Benigni che ce ne ha 72-73 per arrivare a Vecchioni 80, a Guccini che va verso i 90, che sono stati grandissimi interpreti in passato a livello filmografico, a livello cantautorale, eccetera, eccetera, ma appunto non ne sentiamo il bisogno, che adesso svolgano questa funzione di intellettuale delle cause perse, perché quella per l'Europa è una causa persa, e lo capirebbe anche un bambino. Se poi addirittura come spesso accade nelle benignate, vengono chiamate benignate queste uscite, no? Tutto viene unto da onorari spaventosi, ecco, è evidente quanto l'effetto sanguisuga diventi plateale. Adesso penso che siamo arrivati al break, chiedo conferma, sono le 12:29.
Sì, Pronto mandiamo subito il Sveva? break Eccoci. pubblicitario e torniamo con la seconda parte. Certo. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Andrea, a te la linea. Grazie. Ventotene. Accettabili le parole della attuale Presidente del Consiglio, però noi avremmo da dire qualche cosa in senso più propriamente leghista. Sento una voce, appunto, dite qualcosa di leghista, no? Ricorderete quanto diceva il regista Moretti ai comunisti di 20 anni fa. Per favore, dici qualcosa di leghista. Sì, ve lo dico subito. Il manifesto di Ventotene parla di un federalismo farlocco, perché l'unico federalismo, avendo io letto il manifesto di Ventotene, l'unico federalismo è quello fra stati, ma il federalismo deve nascere prima all'interno di ogni stato, deve nascere fra le regioni d'Italia, le regioni di Francia, le regioni di Spagna, le regioni d'Inghilterra, eccetera, eccetera. Quindi pensare a un'Europa che, tra l'altro, come è stato detto, eletto, agisce in nome della rivoluzione proletaria, di un antifascismo sterile che, insomma, di per sé, se è solo anti di qualcosa, non porta a niente, ma soprattutto agisce con una programmazione che tende appunto a non dare voce reale ai popoli e ai popoli nella loro integrità interna di ogni nazione. Quindi il federalismo non è vero federalismo, ma è soltanto una sorta di EURS, come diceva un famoso scrittore. Mi piace sempre questa definizione, Unione Europea delle Repubbliche Sovietiche. Questo, secondo il manifesto di Ventotene. Avete visto che quel federalismo sovietico, come sosteneva anche da queste onde un giovane bravissimo conduttore qualche tempo fa, avete visto che è fallito? È fallito perché non partiva già nell'Unione Sovietica da un federalismo di base fra i popoli reali, ma appunto partiva soltanto da un coordinamento dall'alto, che poi effettivamente c'è stato comunque, e questo ovviamente ripeto quanto avete sentito già da altri conduttori, c'è stato soprattutto attraverso la Francia e la Germania. Ma l'aspetto, diciamo così, di danno nazionale all'Italia conta meno in questo contesto. Il problema è proprio la mancanza da parte degli estensori del manifesto di Ventotene di quella vera sensibilità federalistica che sola permette, partendo da ogni Stato, di costruire i mattoncini prima dei mattoni grossi, prima del tetto, i mattoncini di questa casa comune. Se all'interno delle varie nazioni non esiste federalismo, non ci sarà neppure il federalismo fra le nazioni, un federalismo inter pares, appunto, che riesca in qualche modo a valorizzare quella che noi abbiamo sempre chiamato l'Europa dei popoli. Quindi giusto vedere da destra l'Europa dei popoli. Ricorderete sempre la mia rivista, si chiama Idee per l'Europa dei popoli, ha vissuto negli anni 10 fino praticamente all'inizio degli anni 20,
ma questa Europa dei popoli è un'Europa che parte da un federalismo interno per arrivare a un federalismo esterno e non ha bisogno del marxismo, del socialismo, di tutto quello che è il congegno, ecco, intellettuale della sinistra, perché è destinato alla morte. Quando arriverà il 6 novembre di quest'anno, noi celebreremo i 50 anni di un'idea che era federalistica, che era venuta all'interno del Partito Comunista. Già, ma quell'idea veramente federalistica, che veniva da un pensatore emiliano, andava contro gli stessi principi di Ventotene e quindi in qualche modo fu bocciata. Ma adesso poi comunque vedrete che nel corso dell'anno ci ritorneremo. Quindi dal punto di vista della ragion pratica, vedete Kant, della ragion pratica di stampo leghista, il federalismo di Ventotene è farlocco e è asservito soltanto alla costruzione di una società a sfondo socialista che non regge di fronte alla dignità e alla cultura dei veri popoli. Ecco, questo è l'aspetto più importante da ricordare per non rischiare di perdere di vista il senso ultimo di una battaglia che è la nostra, certo, ma che deve estendersi a tutta la destra culturale, perché è l'unica soluzione logica per riuscire a costruire un'Europa diversa da quella di oggi. Quindi, certo, voi direte, ma adesso urge rispondere alla guasconata, ricorderete certi personaggi, Capitan Fracassa. Ecco, questa è l'Europa di Capitan Fracassa, quello che vuol tirar fuori la spada perché per estrema disperazione vuol dimostrare una forza che non esiste. L'Europa di Capitan Fracassa. E quindi, mi raccomando, torniamo a ragionare sui nostri sacri principi e perché no, scriviamo, abbiamo il coraggio in futuro magari di scrivere un nuovo manifesto europeo di anti-Ventotene, no? Che sfida anche le pagliacciate di Benigni e di Vecchioni, quindi è che è in grado proprio di cementare un palazzo nato male, ricementare un palazzo nato male, che può invece fondamentalmente parlare di pace e non di guerra. Ora cito per arte la parte dedicata all'arte dell'ultimo Caravaggio, dal 7 marzo al 6 luglio alle Gallerie d'Italia, direi soprattutto il Martirio di Sant'Orsola, che è un capolavoro, è una delle ultime opere di Caravaggio, dove il gioco fra luce e ombra appare nella sua, oserei dire, devastante bellezza. Tutto questo appunto è visibile fino a luglio alle Gallerie d'Italia. Tutti hanno sottolineato come questa mostra su Caravaggio, che fa eco poi a un'altra mostra di Palazzo Barberini a Roma, è una mostra destinata a colpire nel segno, perché ci consegna la grandezza di un uomo che proprio nelle sue ultime opere ha dato il meglio di se stesso. Un'altra notizia arriva dal Corriere della Sera con questo nuovo concorso poetico, una cosa nuova e curiosa che si basa sull'eredità morale, oserei dire prima che estetica, di Alla Berini, morto oramai da 15 anni, però sicuramente ancora viva come presenza soprattutto nel nord e a Milano, tale appunto da evocare la possibilità per il Corriere della Sera, le pagine soprattutto milanesi del Corriere, di far scrivere a dei giovani delle poesie degne di cotanto valore, e vedremo che cosa ne sortirà e chi sarà valutato positivamente. A me viene in mente, nel mio piccolo naturalmente, perché oltre non siamo potuti andare, un concorso poetico che imbastimmo per Arte Nord e che portò appunto ad una premiazione anche appunto di giovani che ebbero modo di brillare finalmente, sia dal punto di vista dialettale sia dal punto di vista di un uso di un italiano bello e
e fattivo. L'ultimo libro di Joël Dicker. Joël Dicker continua a stupire, è concretamente lo scrittore più venduto al mondo, ginevrino, esordì con un'opera che era legata all'America, ma poi si è spostato nuovamente su Ginevra con tantissimi 3 o 4 libri davvero deliziosi e straordinari, tradotti benissimo. Questo ultimo libro, che come ha sottolineato anche il nostro collega Alessandro Gnocchi è già in testa alle classifiche anche in Italia, è La catastrofica visita allo zoo. Qual è la differenza tra quest'ultimo libro di Joël Dicker e gli altri? Non è un giallo, ammesso che fosse appartenente al poliziesco reale, perché è discutibile la faccenda, la ricchezza e la grandezza dei libri di Dicker, quarantenne davvero esemplare, è quella di portare alla luce tutta una serie di spunti a livello psicologico, comportamentale, ambientale, situazionale, che sono straordinari. E La catastrofica visita allo zoo è invece una storia un po' per ragazzi, possiamo usare questo termine, perché si è voluto cimentare allargando la sfera dei suoi utenti, e parte da una riflessione che fa una ragazza, una bambina, una ragazza, su come si sono concretizzati una serie di eventi misteriosi a partire dall'allagamento della scuola alla quale partecipava, per arrivare appunto a tutto quello che è accaduto in questa straordinaria, incredibile visita allo zoo. Tra gli altri pregi del libro, e lo devo dire proprio perché è la verità assoluta, è finalmente una maggiore ampiezza, quindi di bianco, tra una riga e l'altra, perché vedete, purtroppo i tipi dei libri non sono più marcati come una volta, quindi si è passato da un neretto a uno sbiadito, e non tutti sono in grado di leggere meravigliosamente i libri di oggi. Questo libro, e allora applausi a Elisabetta Sgarbi della Nave di Teseo, ma ancora noi siamo qui a trovare gli aggettivi giusti per applaudire, per riversare su questa straordinaria casa editrice tutti i complimenti possibili. Da quando esiste la Nave di Teseo, la letteratura italiana ha ricevuto un fiato benefico, un'aurea di gloria che prima non esisteva. Quindi Joël Dicker, La catastrofica visita allo zoo, bello e giusto anche dal punto di vista tipografico, è un romanzo da non perdere. Che cosa è successo? Joël Dicker è venuto a Milano, Joël Dicker ha creato una fila che per i nostri scrittori italiani non c'è. I nostri scrittori italiani alla Feltrinelli o alla Mondadori di Milano sono davanti, quando arrivano dalle varie città con i nuovi ultimi libri da firmare, sono davanti a 50, 100 persone. Qui ce n'erano 1000 persone per Joël Dicker, giovani. Grande Joël Dicker. Grandissimo Joël Dicker, simpatico, un sorriso meraviglioso che ha elargito a tutti quanti, andandolo a salutare a uno. Così che si fa, si scende dal piedistallo, si va verso i giovani, non ci si comporta come Vecchioni, Guccini e l'altro grande, protagonista della cultura di sinistra, Benigni. Quindi è stato una scena, quella a cui abbiamo assistito attraverso Facebook, che poi probabilmente è stata riportata anche, non avendo la possibilità di vederlo direttamente, al TG regionale, davvero straordinaria. Il più grande scrittore mondiale che decide di venire a Milano, di scendere da Ginevra a Milano, per abbracciare concretamente tutti i giovani. Questo è il senso da dare alla nuova letteratura, alla nuova arte, alla voglia di ricostruire un mondo che non parta da preconcetti ideologici. Io devo difendere per forza l'Europa che si riarma, costi quello che costi, ma nasce dalla voglia di
ritrovare il senso ultimo delle cose, in barba forse certamente anche a manie ossessive generate dagli stessi social e da quant'altro. Quindi è stata, ripeto, una scena estremamente coinvolgente, tenuto conto che Joël Dicker è un grandissimo scrittore, tenuto conto che si sta preparando, ne sono sicuro, degli altri capolavori. Se non avete ancora letto un libro di Joël Dicker, chiedete al vostro libraio e ve lo procurerà a partire appunto dai primissimi di una decina d'anni fa per arrivare agli ultimi. Sono libri che insegnano, educano attraverso anche il divertimento, ma il fine della letteratura è quello appunto di ricostruire una società, quindi denunciando certamente anche il male, le frodi. Lui ci descrive la menzogna che anima il mondo americano, la menzogna che anima il mondo ginevrino, ma non per dei fini stupidamente politici e ideologici, non lo fa perché conosce l'essere umano, perché è in grado appunto di istruire i giovani sui trucchetti che vengono usati e che rasentano certamente anche la violenza o generano violenza. Quindi mi raccomando, ecco appunto, penso che si possa parlare sicuramente di buona letteratura nel caso di Joël Dicker. Ci possono essere anche, non è il caso di quest'ultimo libro, delle scene anche di sesso, però sono sempre misurate e mai ostentate, devo dire, al di là ovviamente di come poi traduttori, cucinieri, intesi come redattori delle varie case editrici che sono sparse per il mondo, perché oramai si parla di milioni di copie in giro per il mondo, possono essere stati, possono aver contribuito in questa direzione. Certo, voi direte, ma Joël Dicker è diventato un VIP milionario di euro, ma sì, d'accordo, siamo d'accordo, è ovvio, il mondo va così, ha trovato la vena giusta, però sa scrivere, contrariamente a moltissimi italiani che mi spiace dirlo. Andate anche su Facebook al sito dedicato alla letteratura italiana da Sergio Sozzi, dal critico Sergio Sozzi. Cioè, spiace dirlo, ma è così. Quindi se un ginevrino che sa scrivere riesce a imporsi a livello mondiale, ben venga, al di là di quella che è la fama della città di Ginevra, di essere insomma mondialista, globalista e quant'altro. L'ispirazione globalista mondialista non è la narrativa di Joël Dicker, quindi da questo punto di vista il fatto che sia già primo nelle classifiche italiane non è la dimostrazione che vince sulla base di un trend da mainstream, ma perché veramente è in gamba e certamente la nave di Teseo in Italia con Elisabetta Sgarbi e tutti quelli che vi collaborano ha contribuito a creare questa figura che è una figura per i giovani oramai leggendaria, un uomo anche simpatico, bello, che attrae per un motivo i ragazzi, per l'altro le ragazze, e che comunque è in grado di ridare devitalizzato come quello della letteratura, è devitalizzato, è ridotto a barzelletta, non è più in grado appunto di generare delle linfe vitali, e quindi vedere davvero tanti giovani a Milano che da ogni parte d'Italia arrivano a celebrare Dicker, per me è una buona notizia. Non devono essere sempre soltanto i politici o gli attori o i falsi intellettuali citati prima a riempire le scene. Si ritorni a una bravura tecnica nelle cose, cioè io so fare lo scrittore, divento un bravo scrittore perché divento lo scrittore conosciuto e arricchito, ma sulla base di un talento reale. Ecco, così non è stato, specialmente in Italia, negli ultimi direi 20-30 anni. Ecco, tranne rarissime eccezioni che vi abbiamo sempre comunicato e di cui vi abbiamo dato dei dettagli. Quindi mi raccomando, da questo punto di vista esiste ancora un varco di speranza anche all'interno del mondo letterario, nonostante tutto il ciarpame che ci abita e che è destinato sempre a perdurare in un contesto quale quello che appunto noi effettivamente conosciamo. Io mi avvio alla conclusione della trasmissione, ma siccome appunto manca ancora 5 minuti tutti,
Voglio sempre ricordare il valore di certi passaggi storici, reali naturalmente, che hanno caratterizzato non solo la storia della politica, ma sì, grazie, grazie, ma anche, certo, ma anche della metapolitica, perché vedete, a me viene in mente un altro episodio, il famoso Britannia. Secondo me l'epoca del manifesto di Ventotene e il fallimento del manifesto stesso è stato proprio l'episodio del Britannia, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa in questa trasmissione assieme a Marco Tognini, che come sapete è uno dei maîtres à penser del leghismo attuale. Sicuramente, come lui sostiene, il Britannia, cioè la famosa crociera sul Britannia che ha visto tra gli altri protagonisti Mario Draghi e che tendeva all'inizio degli anni 90 a costruire una società globalista dai poteri forti, ha affossato comunque il manifesto di Ventotene, sia perché il manifesto di Ventotene era fallimentare dal punto di vista ideologico, ma sia perché poi le uniche poche minoritarie parti buone del manifesto di Ventotene, del tipo appunto costruiamo un'Europa inter pares, era fallita a sua volta, perché già si aveva la sensazione che, cioè questo all'inizio degli anni 90, ci si avviava praticamente al Trattato di Maastricht e a quanto di simile non ci fosse più quello spirito e quella vitalità che aveva animato, ricorderete, il Trattato di Roma del 57. Quindi tutto il poco bene pregresso finisce col Britannia, perché col Britannia nasce, cioè la famosa crociera del Britannia, nasce l'idea appunto di un'Europa asservita ai poteri forti, ai poteri bancari, di una sinistra radical chic, effettivamente radical chic, che avrebbe abbandonato, di lì a poco è successo così, la difesa della classe operaia o di valori reali dal punto di vista del marxismo, per accedere invece appunto a un altro tipo di concezione del mondo che altro non ha fatto, abbiamo detto all'inizio degli anni 90, che favorire la nascita e lo sviluppo del cosiddetto populismo, della nouvelle droite, ecco appunto viene in mente De Benoist e quant'altri, ma anche altri pensatori italiani come Marco Tarchi, eccetera, eccetera, e del leghismo stesso, che non può non essere visto se non come grande parto della reazione al Britannia. Certo, della reazione anche a Ventotene, ma per valore profetico anche al Britannia, nella misura in cui proprio negli anni 90 c'è il boom di chi difende finalmente la dignità di un territorio, i valori morali della tradizione, l'autentico federalismo che non è né di destra né di sinistra, e che quindi permette di accedere a un programma nuovo, inedito, che certamente in qualche modo rivoluziona la politica italiana, e che se fa fatica ancora a imporsi a livello europeo è soltanto proprio per l'estrema oppressione di questi programmi, Ventotene prima e Britannia dopo, che hanno impedito il reale progresso e che hanno portato poi a tutta una serie di aspetti degenerativi in ambito economico, in ambito culturale, ne abbiamo appena parlato, in ambito strettamente tecnico-politico. Tutti oggi sono concordi gli osservatori nel ritenere che il Parlamento non funziona più, il Parlamento che era il fulcro della democrazia. Ma se siamo arrivati a questo lo dobbiamo proprio a questa pressione malvagia, autenticamente malvagia, che arrivava da queste grosse novità, come aveva sottolineato Tognini, degli anni 90. E noi siamo qui in uno stato di catalessi, perché vediamo l'aggrapparsi disperato di un certo tipo di pensiero attraverso questi guru, questi santoni, questi stagionati e autocelebranti pensatori iperuranici, no? Di cui dicevamo prima, che appunto sono pronti a difendere pure la guerra, signori, la guerra! Vi rendete conto a che punto siamo arrivati?
E allora il senso ultimo della nostra battaglia, e chiudo davvero oggi, è proprio la cultura, è proprio il riprendere possesso dei valori culturali che stanno alla base del pensiero politico, del pensiero storico, del pensiero sociale. Prima all'inizio avevo iniziato con Lucio Villari. E chi ha lavorato in senso, oserei dire, scientifico, nelle scienze umane, nella sociologia, nella storia, non lo ha fatto per favorire questa classe politica che noi abbiamo in Europa, ecco, che decide inopinatamente da un giorno all'altro il riarmo. Non lo ha fatto per vedere in Italia lo sfasciume della criminalità legata all'immigrazione. Lo ha fatto forse per creare davvero una società che non esiste ancora, ma che soltanto attraverso appunto i principi, oserei dire sacri, del vero federalismo, non di quello falso, dicevamo prima, sarà in grado di realizzarsi completamente. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.